Siccome gli interventi previsti sono tanti, abbiamo più o meno il quarto d'ora accademico, l'abbiamo fatto, io vi proporrei di sedervi, di prendere posto quelli che non l'hanno ancora preso e di cominciare. Questa volta coordino io invece che la Presidente Magaraggia. Si tratta di un quarto incontro di un gruppo di soci che la Presidente dell'Ateneo Veneto aveva costituito ormai molti mesi fa, alcuni dei presenti forse se ne ricordano, chiamandolo l'Ateneo per la città, e poi come sottotitolo, che poi è il titolo dei nostri incontri, di chi sono i centri storici. Questo gruppo di lavoro ha discusso tantissimo, ha fatto molte riunioni e ha cominciato a discutere di quali argomenti dovevamo trattare, ha ampliato moltissimo lo sguardo, mettendo sul tavolo una serie di questioni molto articolata. Poi via via abbiamo cercato di ridurre un po' la range delle questioni toccate e abbiamo fermato molto l'attenzione sulla residenza, e il tema della residenza ha preso il piede, ha occupato la nostra attenzione in misura veramente molto forte, così che abbiamo fatto ben 3 incontri sul tema della residenza, prima la residenza turistica, poi la residenza universitaria, poi la residenza di chi lavora a Venezia, prendendo in esame i temi del lavoro nei settori della giustizia, nei settori del teatro e dello spettacolo, nei settori della pubblica amministrazione e nei settori del porto, dell'amministrazione portuale. Il quarto tema che avevamo previsto era quello della sanità, che abbiamo per ragioni varie logistiche slittato a oggi e ne parliamo oggi. Detto questo, però, devo dirvi molto francamente che il nostro argomento, il nostro obiettivo era quello di parlare di strategie urbane, di cui la residenza è sicuramente uno dei più importanti, ma non è l'unico, e non solo. Il punto di partenza di questo gruppo di lavoro era di considerare che residenza, lavoro, servizi, sostenibilità, insomma gli slogan che possiamo mettere sul tappeto sono tanti, dovessero essere presi in considerazione insieme. Non potessero non essere presi in considerazione insieme, e da questo punto di vista noi vorremmo proporre alla vostra attenzione, sottoporre alla vostra attenzione, e lo vedete dalla diapositiva che avete sopra alla mia testa, l'idea che dopo tutto Venezia è viva. Andiamo in controtendenza da questo punto di vista. Lo prendiamo dagli operatori di Rialto, che mettono questo cartello sopra i loro banchetti di prodotti alimentari. Ne siamo abbastanza convinti. Certamente Venezia ha una serie di problemi molto importanti da affrontare in termini di strategie urbane, e probabilmente è proprio questo il nodo che dobbiamo cercare tutti insieme e che comunque l'Ateneo Veneto si è proposto di affrontare, quello delle strategie urbane, perché appunto il discorso del fatto che Venezia sia una città morta in fondo non ci convince, o non convince il gruppo di lavoro che finora ha lavorato. Da questo punto di vista io vorrei ricordare che qui in questa sala la volta scorsa c'è stato un intervento molto importante dell'avvocato Cecillo, Stefano Cecillo, che ha ricordato come la particolarità di Venezia sia una delle questioni giuridicamente di maggior peso. E che non sia sufficiente parlare di Venezia come zona disagiata. Lui ha detto testualmente: zone disagiate in Italia ne esistono tantissime. Venezia non è una zona disagiata, è una zona speciale, è una zona particolare, nella quale giuridicamente, a partire dalla prima legge speciale, e mi riferisco a chi di questioni giuridiche se ne intende, a partire dalla prima legge speciale è in grado di permettere, di consentire di rimuovere degli ostacoli alla vitalità socio-economica della città, per esempio agendo sulla fiscalità, ma agendo sui servizi, agendo su altri settori. Ecco, io ricordo questo perché credo che sia particolarmente significativo, è stato detto qui a questo stesso tavolo la volta scorsa.
Per sostenere che la città è viva, prendo un altro spunto e poi ne potremo discutere a lungo, perché sono sicura che non siamo tutti d'accordo, ma se prendiamo in considerazione le attività espositive, artistico-espositive, un rilancio di Venezia è indiscutibilmente in atto, io credo. Basta pensare che sicuramente è trainato dalla Biennale, ma dietro alla Biennale una quantità enorme di musei pubblici e privati, di acquisto di palazzi che sono dedicati ad attività espositive, ma anche attività di formazione di giovani artisti, e dietro a questo anche non solo i grandi palazzi ma anche le gallerie, le piccole gallerie che credo abbiamo tutti noi sotto gli occhi quando giriamo per le calli e callette, è un sintomo, a mio modo di vedere, di una vitalità che riguarda un settore particolare che non è soltanto il settore turistico. Poi si può discutere su molte cose, ma la metto sul tappeto perché sono convinta che sia un sintomo di una questione di vitalità che a Venezia è presente. Io penso, non io penso, il gruppo di lavoro che in qualche modo rappresento, pensa che come nel settore artistico espositivo ci siano altri settori produttivi che possono essere rivitalizzati e resi attivi a Venezia al di là delle questioni turistiche. E da questo punto di vista credo che siano veramente molte le questioni che potrei mettere sul tappeto. Articoli di cronaca, faccio un esempio, pochi giorni fa si parlava dell'Agenzia delle Entrate che ipotizza di tornare da Marghera nel centro storico di Venezia fra Sant'Angelo e il convento adesso vuoto di San Salvador. Dei bandi demaniali sulle isole, su alcune isole abbandonate o non utilizzate da molti anni o addirittura da decenni, penso al Forte di Sant'Andrea. La questione degli artigiani, non c'è dubbio che il lavoro artigianale a Venezia sia una delle ricchezze di questa città, sia da un punto di vista delle sue tradizioni, dei saperi tradizionali, ma anche delle competenze innovative. Io credo che esistano delle competenze innovative che possono essere valorizzate e che potrebbero rappresentare una ricchezza importante di questa città. La sostenibilità è uno slogan di cui sentiamo parlare in continuazione e che sicuramente riguarda l'innalzamento degli oceani, dei mari, la questione delle condizioni della laguna, ma se la declinassimo, accanto a questo che non voglio mettere in discussione, se la declinassimo anche da un punto di vista dei saperi dell'edilizia, ognuno ha le sue deformazioni professionali, io sono architetto di formazione, i saperi dell'edilizia, i materiali, l'uso dei materiali che hanno a che fare, che hanno a che fare con i problemi di conservazione e di manutenzione in una città anfibia, credo che ci si apra un mondo che conosciamo in parte a Venezia, ma che è anche conosciuto e valorizzato qualche volta all'estero e anche molto lontano da Venezia, e che Venezia in fondo lascia correre. Allora la nostra convinzione è che esistano davvero dei settori produttivi che potrebbero diventare importanti per questa città, ed è per questo che abbiamo intitolato la lezione di oggi, l'incontro di oggi, rigenerazione urbana, che se volete è anche un titolo un po' generico, ma che allude a tutte queste cose insieme, a partire dall'idea che sicuramente siamo partiti con affrontare le questioni della residenza, ma che in realtà vogliamo parlare di residenza insieme a tutte le altre cose che ho citato molto molto brevemente e che non possono non essere declinate insieme. Noi ci troviamo oggi in quella che probabilmente è l'ultimo incontro di questa stagione, perché poi prima dell'estate, perché poi comincia l'affitto delle stanze per la Biennale e così via, insomma comincia un'altra stagione anche per l'Ateneo Veneto, ma forse deciderà la Presidente, questi temi saranno ripresi all'inizio dell'anno prossimo, dell'autunno, non lo so. Comunque sono le questioni che vorremmo mettere sul tappeto, che il gruppo di lavoro che ha lavorato su questi temi vorrebbe oggi cominciare a mettere sul tappeto. Il mio compito è
ahimè, mi dispiace, quello di essere un cerbero, perché gli interventi sono tanti e quindi ciascuno sa di avere a disposizione 15, massimo 20 minuti, e cercherò di farli rispettare al massimo, anche perché qualcuno mi ha chiesto di sottoporre altre questioni poi in coda. Se ci riusciamo sarebbe importante, perché credo che poi la finalità di queste cose sia anche quello di aprire un dibattito con la cittadinanza. E vi ringrazio. Detto questo, darei la parola a Ezio Micelli, che è professore IUAV e che di questioni di rigenerazione urbana si è occupato da un certo numero di anni. Grazie Ezio. Allora, parto con alcuni elementi, perché il titolo che mi è stato dato cerco sempre di interpretarlo al meglio e cerco sempre di interpretarlo con diligenza. Per quanto riguarda le occasioni del rapporto pubblico-privato, queste possono avere diverse forme, possono essere legate a occasioni di natura tattica, di natura congiunturale, oppure possono essere centrate su una dimensione davvero di natura strategica. Vorrei concentrarmi su queste di natura davvero strategica, immaginando che questi momenti del partenariato tra pubblico e privato possano effettivamente prefigurare una città diversa. Segnalo che il rapporto pubblico-privato non ha a che fare con una dimensione passiva, lo si fa perché è impossibile procedere esclusivamente con un'azione pubblica. Segnalo che alcuni autori, cito uno che è l'autore che mi convince sempre di più, Laostro, un premio Nobel dell'economia, dice è attraverso di processi di coproduzione tra pubblico e privato, occupando uno spazio intermedio, che noi riusciamo ad assicurare il massimo dello sviluppo per una comunità e per una città. Ragiono poi su una seconda parola chiave, che è quella del contesto. Allora, qua credo che sia utile avere molto chiare le coordinate delle dinamiche di un possibile sviluppo di una città come Venezia, che al pari di tante altre città italiane di taglia media ha perso alcune sue caratteristiche di centralità, di ruolo, di rilievo, perché le ha cedute ad altri contesti per un effetto di concentrazione che ha caratterizzato in modo davvero impetuoso questi ultimi anni della nostra vita civile ed economica, senza che, lo dico con una punta di polemica, la cultura urbanistica si rendesse conto del percorso trasformativo che è avvenuto e che in parte sta ancora avvenendo. Non abbiamo più banche, non abbiamo più sedi terziarie, non abbiamo più grandi attività di carattere direzionale, quello è l'aggettivo che abbiamo sempre usato, si sono progressivamente spostate in pochissimi luoghi, spesso nemmeno più in Italia. Ora, una città media come la nostra ha sicuramente alcuni pilastri consolidati che anche altre città hanno, penso alle università. Ne ha uno, ruolo culturale, che devo dire si è ampiamente inventato in questi ultimi anni, perché non parlo del rapporto con l'heritage, parlo con la dimensione legata alla contemporaneità. È stata citata e ovviamente sarà citata ancora la Biennale, in questo senso un punto di radicale discontinuità che porta la città a avere un ruolo nella produzione del dibattito contemporaneo nelle arti variamente intese. La terza parola riguarda risorse. Da quando sono molto giovane sento sempre dire la stessa cosa, che il pubblico non ha risorse. Questa è una litania che ho sentito, al punto tale che poi quando è arrivato il PNRR tutte le amministrazioni si sono trovate in una sorta di cortocircuito culturale, perché non avevano mai avuto risorse, non avevano mai elaborato piani strategici, non avevano mai immaginato il futuro. Erano sempre attente a risparmiare sulla cartoleria, sulla cancelleria, a risparmiare su questo o su quell'addetto che non c'è più. Oggi invece ci rendiamo conto che questa prospettiva di costante riduzione non ha fatto bene alle nostre pubbliche amministrazioni e tuttavia questo è il contesto nel quale ci muoviamo. Una risorsa c'è, va attentamente valutata, si chiama patrimonio. Ecco, se esiste ancora una leva sulla quale è possibile immaginare la produzione di politiche coerenti e innovative, non semplicemente subordinate al fare cassa, questo è il patrimonio. Ce l'abbiamo al Lido, ce l'abbiamo in città, ce l'abbiamo a Mestre, ce l'abbiamo in tutti i punti della città. Semplicemente basta guardare con occhi diversi ciò che è sotto i nostri occhi.
che siano le scuole come motore di rigenerazione, che siano immobili pubblici che dovranno incontrare nuove destinazioni d'uso. Su quelli dobbiamo anticipare una riflessione, perché se non l'anticipiamo il mercato l'anticipa per noi. Ha già scontato ad oggi una trasformazione interessante sotto il profilo dell'unica prospettiva che oggi in questa città sembra credibile e seria, sicuramente dotata di operatori che con mani robuste portano avanti la loro progettualità, si chiama turismo. Ecco, credo che se immaginiamo questa riflessione, che quindi parte da una dimensione strategica del modo in cui intendiamo il rapporto pubblico-privato nella direzione di processi di rigenerazione urbana, se ragioniamo su quelle che plausibilmente, senza cascare in un disegno, io credo, velleitario, non sia possibile immaginare per la nostra città. Alla luce di risorse che non sono niente affatto trascurabili, noi dobbiamo pensare che i processi di rigenerazione urbana abbiano a che fare con la creazione di luoghi che sono in grado simultaneamente di portare avanti un ragionamento di sviluppo e un ragionamento di arricchimento di quello che gli economisti chiamano il capitale sociale, l'insieme delle relazioni che tengono insieme una comunità. Ora, su questo voglio segnalare come una dimensione forse un po' trascurata, lo diceva implicitamente prima la nostra moderatrice, quando diceva abbiamo parlato molto spesso di casa, ed è assolutamente doveroso parlare di casa, è impossibile ragionare sul futuro di questa città se non c'è una riflessione sulla casa. Ma attenzione che un giovane di 20 anni che si trasferisce in questa città, magari per studiare, poi dopo cerca invariabilmente un lavoro, cerca una occupazione, cerca la possibilità di radicarsi, come è stato nel mio caso, come è stato nel caso di tante persone che ho qui di fronte, grazie a una possibilità stabile di occupazione che oggi è garantita solo dalle istituzioni della cultura della conoscenza e della produzione universitaria, che sono quelle che ho prima ricordato. Al netto di qualche altra sporadica attività, è il settore pubblico che ha permesso a molti di noi di radicarsi in città e di fermarsi, di diventare cittadini, di dare il nostro contributo, a volte apprezzato, a volte no, quello che deve essere, alla vita civile ed economica della città. Se noi non costruiamo le condizioni di attrattività con delle nuove occasioni di lavoro per questa città, facciamo un'operazione che è destinata a essere fallace. Per chi ha un po' di memoria, ma vedo che insomma tutti hanno un'età che è analoga alla mia, ma insomma quanti di noi hanno pensato al percorso trasformativo della Giudecca in un quartiere residenziale? Quale grande senso di frustrazione io provo ogni volta che vedo una riga di locazione turistica nelle case che avevamo immaginato essere destinate al ceto medio di questa città. Questo perché se io non ho creazione di nuovi posti di lavoro, se non ho creazione di nuova ricchezza, posso immaginare quello che voglio, posso immaginarmi anche il ripristino dell'equo canone, ma alla fine il destino di questa città è quello di non essere abitata, se non negli anni della gioventù, negli anni della prima età adulta, quando le persone studiano e cercano un arricchimento formativo e umano nell'ambito del percorso che è proprio dell'istituzione di solito universitaria. Allora si dirà, esistono questi luoghi che sono in grado di portare avanti un ragionamento simultaneamente in grado di essere motore dello sviluppo economico e rigeneratori del senso di comunità, di uno spazio che ha a che fare con la vita civile di una città, di un quartiere. Allora faccio 3 esempi variamente declinati in 3 città che hanno un grado di confrontabilità con la nostra. Penso al caso di Base, Ansaldo, che era un vecchio impianto industriale che è stato abbandonato, è stato occupato da un gruppo di giovani, poi dopo è ritornato nella disponibilità del comune che non ha voluto collocarlo sul mercato e l'ha fatto diventare ai piani superiori un luogo dello sviluppo. Prima Donatella parlava dei materiali dell'edilizia, ecco là c'è l'edilizia sostenibile, c'è proprio un laboratorio con cui peraltro collaboro sulle nuove frontiere dell'edilizia sostenibile, e sotto spazi invece che sono destinati alla comunità, sono destinati al lavoro comune, sono destinati a una vita di relazioni con i quartieri. Penso a Manifattura Tabacchi a Firenze, all'interno della quale per anni si è parlato di una trasformazione a uso
economico speculativo e che invece per moltissimi anni è stato un luogo a terra di innovazione sociale, di laboratori condivisi in cui forme di economia, di socialità hanno permesso quello che chiamiamo un uso temporaneo di uno spazio e che oggi darà vita a un polo della conoscenza, una casa dello studente, a spazi di relazione che allargano la frontiera della città. Firenze, se è possibile, ha un problema superiore anche al nostro, nel centro storico, allargando dunque il perimetro che è quello della città storica, moltiplicando le occasioni di una diversa urbanità. Penso anche a un altro caso, Focus a Napoli, perché uno può dire, insomma, le prime due città sono città ricche, importanti, bene attestate sotto il profilo infrastrutturale. Parlo di una città più complicata, di un'area come quella di Focus, nei quartieri spagnoli, un quartiere difficile, all'interno del quale una economia sociale tutta legata all'istruzione, al recupero dei giovani che abbandonano la scuola, si integra con numerose altre attività in una dimensione che è deliberatamente aperta alla comunità. La porta è sempre aperta, chiunque di noi può recarsi in quei luoghi e alimentare una comunità che è di lavoro e che è di nuove relazioni sociali. Ora si potrebbe dire, ma Miceli oggi ci racconta delle storie che hanno a che fare con l'unicorno, 3 unicorni, potrei citarne degli altri, ma unicorni sempre sono, unicorni rosa, unicorni che non hanno a che fare con la realtà, con la durezza del coso. Ora segnalo che se esiste una dimensione che è propria, io credo, del nostro continente, di cui personalmente vado fiero come cittadino europeo, è proprio questa idea che noi dobbiamo recuperare una dimensione che non è più quella di un capitalismo senza inibizioni e senza alcun limite, ma quella invece di un capitalismo e di un'economia di mercato responsabile. E dunque un'economia che coniuga costantemente sviluppo e capacità di impatto sulla comunità in termini di nuove relazioni, di nuovi servizi di comunità, di nuovi eventuali servizi di welfare e di prossimità. Allora, questa è una frontiera su cui si impegna tutta l'Europa. Sono i famosi criteri per gli amanti del genere, ESG, Environment, Social, Governance, sono gli elementi che qualificano i nuovi modi di produrre valore e di produrre spazio, di produrre comunità all'interno di territori variamente caratterizzati da crescita o decrescita. Che cosa ha a che fare dunque con tutto quello che ci riguarda la riflessione su un possibile nuovo ecosistema? Proviamo a tirare i fili all'interno di una riflessione che deve cascare dentro la nostra città, dentro i luoghi che si renderanno disponibili. È stato detto, proviamo a immaginare un futuro per una dinamica di sviluppo virtuosa. Non c'è un'altra parola, io credo, se non cultura, che ci permette di immaginare una frontiera per la città. Tuttavia ci sono modi diversi di pensare questa parola all'interno delle relazioni sociali ed economiche che ci uniscono. Possiamo pensarla come dispositivo di esclusione, come dispositivo per elite che a vario titolo si baloccano con oggetti manufatti di grandissimo valore. Possiamo invece immaginarla come tratto unificante che mette insieme mostre, produzioni manifatturiere, produzioni artigianali, attività variamente intese legate alla produzione di eventi artistici, attività che hanno un deliberato intervento sulla comunità e sul territorio. Possiamo immaginarle dunque come attività tutte federate dalla cultura che hanno sia la capacità di generare nuove occasioni di creazione di ricchezza, sia impatto, sia nuova città. Ora, se penso agli atelier di moda che i ragazzi dello UAV montano all'interno della scuola dedicata, se penso ai miei colleghi che si occupano di digital heritage e di nuovi strumenti per la misura, il rilievo, se penso a compagnie di teatro che si formano a seguito di studi, di azioni sul territorio, se penso agli studi, e qui riprendo l'esempio che era stato fatto, sul settore dell'edilizia, sui materiali bio-based che trovano tutt'altre radici per un diverso costruire, li penso intimamente connessi alla città, alle cose che si studiano, alle cose che si fanno, alle cose che si discutono all'interno della Biennale, alle cose che si discutono e che ci appassionano qui dentro, nelle università, nei diversi luoghi della cultura, e che sono simultaneamente in grado di generare prospettive di crescita e che sono in grado di tenerci insieme. Ecco. Ora,
Un'ultima battuta, rispettando dunque i tempi. Si tratta di fare letteralmente spazio a una diversa idea di società e di economia, anche di economia, perché se noi, e qui lo voglio ripetere, non siamo in grado di produrre nuove economie, una diversa attività della città, ahimè, siamo sicuramente destinati a essere un meraviglioso campus, luogo di una temporaneità che va benissimo, ci sono sorti peggiori, però forse non riusciamo nell'obiettivo che in questa sede ci siamo e vi siete dati, di costruire una città a tutto tondo, capace di tenere insieme persone che vogliono anche avere un lungo respiro, una lunga prospettiva di vita all'interno della città. Tutto questo lo dico senza fare la guerra a nessuno, in particolare senza fare la guerra a nessun operatore del turismo, perché il turismo sarà ancora la grande leva economica che manda avanti questa città. Il nostro problema non è fare la guerra contro qualcuno, ma è trovare una situazione in cui ecosistemi virtuali, reali, capaci di promuovere una diversa idea della città, stiano insieme a un'economia del turismo. La crociata non mi appartiene, non credo tra l'altro veda neanche alcun margine di manovra, se proprio posso dire la verità, ma ritengo che questa sia la sfida, costruire una città che tiene insieme e che credo debba fare spazio a una pluralità di nuove attività economiche e sociali che credo potrebbero diventare il fulcro di un modo diverso di vivere per noi e di attrarre per coloro che la vorranno abitare in futuro. Donatella, ho rispettato i 15. La parola al dottor Contato che, come vi dicevo prima, ci racconterà tante cose, ma insomma in qualche modo è dura ragazzi. Intanto un caro saluto a tutti i papà di oggi, perché è meglio che ce lo facciamo, no? Non dimentichiamoci che oggi è la festa del papà, si ricorda la festa della donna, la festa della mamma, diamoci un attimo di gloria anche noi, un po' di pari opportunità ce le prendiamo anche noi, no? Grazie, e scusate la battuta. Ma, io ritengo abbastanza così difficile riuscire a condensare tutto in questi 15 minuti, però vorrei esordire. Intanto condivido perfettamente quello che la nostra coordinatrice ha definito Venezia, una città speciale, ed è questo il criterio e la leva sulla quale noi dobbiamo fare riferimento, non per piangerci addosso, ma per evidenziare la specialità di Venezia. Io vorrei dare un esempio di come la sanità ha inteso speciale Venezia per risolvere uno dei suoi problemi. Prego, ho un contributo di 4-5 minuti che vorrei proporvi, proprio per come vediamo noi Venezia. Se volete cominciare, ecco. Venezia ha bisogno di cura. Venezia cura. Città specialissima, Venezia ha dedicato sempre nei secoli una grande attenzione alla salute dei suoi cittadini e lo fa anche oggi, aprendosi a chi voglia contribuire a questo impegno. La facciata di questo ospedale, l'ospedale veneziano dei Santi Giovanni e Paolo, che oggi rilancia un nuovo appello, è dedicata da 600 anni al tema della cura, della sofferenza, del bisogno e della guarigione. Qui, su quella che è stata la facciata parlante della Scuola Grande di San Marco, una madre che cura i propri bambini è figura centrale in tutta la sua complessa iconografia proprio sopra l'ingresso. E lo stesso San Marco, patrono della città, prima ancora che come autore del Vangelo, è rappresentato come un medico. Nelle preziose metope è ritratto mentre cura e assiste una persona bisognosa di medicazione, il ciabattino agnano. Proprio come un medico, San Marco si china sulla sofferenza. Proprio come un medico, San Marco conosce la malattia e sa come guarirla. C'è una fiamma, poi, posta in alto su questa facciata, in posizione preminente. Questa fiamma simboleggia la morale della cura, l'obbligo etico di farsi carico,
senza mai desistere, di chi è malato e di chi soffre, di chi ha bisogno di assistenza. Di fronte alla sempre più acuta carenza di medici di famiglia, oggi più che mai Venezia ha bisogno di chi la curi. Ha bisogno di chi, proprio seguendo le orme di San Marco, scelga di esercitare la propria nobilissima funzione nelle case e tra la gente di questa città fragile e spettacolare. Per parte sua, Venezia offre ai medici che sceglieranno di operare in laguna una qualità del vivere che non ha confronti, in un contesto urbano sostenibile e a misura d'uomo, in un tessuto di vita e di relazioni che nessun'altra città al mondo può garantire. Un ambulatorio dove visitare, un affiancamento per l'avvio dell'attività, un sostegno per la residenza. L'azienda sanitaria e la città intera sono in grado di accogliere e accompagnare fattivamente i medici di famiglia provenienti da altre regioni e paesi, professionisti e professioniste che, come altri hanno già fatto, scelgano di fare il medico nella città storica di Venezia e nelle altre isole della laguna. Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta. Dottore, dottoressa, Venezia ha bisogno di te e a sua volta è pronta a prendersi cura della tua professione e della tua stessa vita. Pensaci e fai una scelta di valore che ti ripagherà, anche circondandoti della bellezza di cui questa facciata è uno degli esempi più notevoli. Dottoressa, dottore, ascolta questo invito. La città più bella del mondo ti aspetta. A questo messaggio ci hanno dedicato un articolo il Times e hanno risposto 400 medici, che significa che trovare dei professionisti che vogliono investire la loro vita su Venezia non è un problema. Quindi non bisogna piangersi addosso, ma bisogna offrire delle opportunità. È chiaro che venire a vivere a Venezia è difficile trovare una casa, soprattutto per chi non conosce certe dinamiche. Come azienda noi abbiamo ristrutturato degli appartamenti, colgo il suggerimento che ha fatto prima l'architetto, del patrimonio nostro. Noi in città abbiamo circa 300 appartamenti come azienda, ne abbiamo ristrutturati alcuni, quelli messi meglio, quelli non ancora occupati, e li abbiamo resi disponibili a questa popolazione, a questa comunità. Nei giorni scorsi una coppia di psichiatri ha deciso di venire da Napoli a lavorare qui da noi perché gli abbiamo offerto la città più bella del mondo e un appartamento alla portata che non gli viene regalato, ma gli viene offerto ad un affitto accettabile fin tanto che non avranno la possibilità, entrati nel contesto, di trovare una soluzione adeguata. E questo che con pragmatismo stiamo facendo. Un altro dei grandi problemi di Venezia, e la sanità ne pagava e ne paga ancora un tantinino il prezzo, è la mancanza di parcheggi. Dopo anni, sono riuscito ad ottenere 20 posti alla Marittima per parcheggiare la macchina dei nostri dipendenti, e questo era un altro handicap. E stiamo lavorando con il Comune per trovare altre sinergie in modo tale da rendere facile l'accesso alle strutture nostre. La nostra comunità su Venezia conta circa 1000 lavoratori. È una penso, delle attività più importanti. E se noi su queste non facciamo un investimento, non possiamo garantire quella continuità nei servizi come una città come Venezia ha il diritto e il dovere di garantire. Ai nostri OS e infermieri abbiamo garantito un premio di produzione proprio per recuperare il disagio di 1.000 euro. Nella contrattazione sindacale dell'anno scorso
abbiamo riservato questa opportunità, d'accordo con i sindacati, però abbiamo ritenuto opportuno compensare questo disagio con un valore economico. Ed è giusto, ritengo questo. Stiamo ristrutturando altri appartamenti, abbiamo a disposizione sempre di chi lavora a Venezia di una foresteria con una quarantina di posti, e quindi anche questo problema noi tentiamo di risolverlo in maniera pragmatica. È chiaro, Venezia è difficile da gestire, lo sappiamo noi che dobbiamo garantire sulle strutture ospedaliere una funzionalità, e il PNRR e il Covid, che in parte non è stata del tutto una iattura ma si è dimostrata per chi vuole coglierla un'opportunità, ci dà la possibilità di investire sull'ospedale di San Giovanni e Paolo 62 milioni per renderlo attuale alle esigenze della città, che deve seguire i tempi. L'ospedale è un ospedale che è nato 1000 anni fa, però deve dare servizio anche oggi, con la stessa bellezza che le bellezze di Venezia accolgono i turisti. E noi dobbiamo accogliere con la stessa competenza e la stessa bellezza i cittadini di Venezia in primis e tutti i turisti che arrivano in questa città. Fare sviluppo significa definire il futuro per queste strutture, definire che nel momento in cui c'è la rivoluzione delle case della comunità per ritenere attuale il San Giovanni e Paolo, dopo un'attenta valutazione rispetto alle difficoltà intrinseche di questa città, quella diventa una sede strategica, e quindi darla come casa della comunità non è un semplice titolo, ma è dichiarare un simbolo di continuità nell'innovazione di questa città. Io non sottovaluterei altri aspetti che sono sempre legati al lavoro che stiamo facendo. Cerco di sintetizzare, però il PNRR e la dinamica che si è creata a seguito o in parte dovuta all'epidemia, alla pandemia Covid, ha messo in moto una quantità di risorse, come si diceva prima, enorme. Noi con la sanità stiamo assistendo a una sorta di piano Marshall. Parlare di 300 milioni di investimento sulla sanità della nostra azienda USL 3 è una quantità di soldi, chi è del mestiere può immaginare la vastità di questa mole di lavoro da fare in pochissimo tempo. Venezia significa offrire servizi adeguati e anche all'avanguardia. Non trascuriamo che un'altra rivoluzione sta capitando sempre legata alla sanità, la realizzazione della scuola di medicina a Lido. Quegli 80 posti lì, che il prossimo anno saranno 120, sono a mio avviso una rivoluzione per la città. La facoltà di medicina non c'è mai stata su Venezia e significa portare a casa un valore aggiunto enorme, e soprattutto per il Lido, che era a mio avviso ed è una situazione limite, è un grandissimo investimento. E se questo fa il pari con l'altra questione che attiene alla riqualificazione dell'area dell'ospedale, dove, stando a quelle che sono anche le informazioni che ho, si dovrebbe realizzare uno dei poli più importanti per l'intelligenza artificiale, è chiaro che quello che è Venezia città speciale, qualcuno l'ha colta. Quel tedesco lì, che sa fare probabilmente i suoi affari, poteva impiantare quella factory in tutto il mondo. Ha scelto un brand, ha scelto Venezia. E quello è il grande investimento che noi dobbiamo cogliere, che Venezia ha una grande opportunità, e quella grande opportunità
sulla quale 400 medici ambiscono di poter partecipare, solo se noi creiamo le condizioni per poterci arrivare. E penso che realtà come la nostra, con quegli interventi che rapidamente e sono parziali ho illustrato, ci dobbiamo impegnare per renderla appetibile e vivibile, perché diciamo i pretendenti a questo tipo di vita, a questo stile di vita, perché Venezia è uno stile di vita, ce ne sono in tutto il mondo e vogliono venire qui. È chiaro che il nostro compito è quello di realizzare appunto le condizioni affinché questa scelta di vita avvenga. Grazie. Sono stato nei tempi. Perfetto, la ringrazio moltissimo. Ugo Montella, che parlerà a distanza, non ha potuto essere presente, è procuratore della regionale della Corte dei Conti e ci parlerà di un argomento che personalmente a me sta molto a cuore, ma credo a molti dei presenti, ed è quello dell'uso ormai vicino delle fabbriche nuove sansovignane. I tribunali, voi sapete che il Tribunale Penale si è già spostato nella cosiddetta cittadella della giustizia, che i tribunali civili si sposteranno presumibilmente entro luglio 2024 e che entro, diciamo, massimo 2026 tutti gli uffici contenuti in quell'edificio, peraltro molto grande, si saranno spostati appunto alla cittadella della giustizia. Si tratta di un edificio di grande patrimonio, assolutamente patrimonio, nel centro della città, sul Canal Grande, con tutta la possibilità di accesso particolarmente facilitato, che si libera e che è assolutamente nel cuore della città, del mercato realtino. Quelli di voi che mi conoscono sanno quanto io sia legata e appassionata alla questione del mercato realtino, quindi sono veramente molto interessata a quello che ci racconterà l'avvocato Montella, ma sono convinta che non sono l'unica qui in questa sala. Prego. Salve a tutti, io vi ringrazio innanzitutto per l'invito a questo convegno. Io sono Ugo Montella, sono il procuratore regionale del Veneto, ma oggi non sono qui in veste di procuratore regionale, ma quale vice segretario generale della Corte dei Conti. Mi dispiace non poter essere presente di persona a questo incontro, ma purtroppo sono bloccato da un altro impegno, che è l'inaugurazione dell'anno giudiziario della sede di Torino, che ha una sua importanza, un suo rilievo proprio in relazione a quello che è l'argomento per il quale sono stato invitato a parlare, indegnamente invitato a parlare, perché io sono un giurista, o almeno dovrei essere tale, e quindi non mi occupo di questioni di architettoniche o non dovrei occuparmi di questioni architettoniche o di questioni attinenti alla rigenerazione urbana o alla rigenerazione dei centri storici. Ciononostante, invece, purtroppo, o per fortuna, non lo so, questo sarà poi qualcun altro a valutarlo, me ne sto occupando appunto come vice segretario generale della Corte dei Conti. Perché? Perché la Corte dei Conti da 3 anni a questa parte, con la finanziaria dell'anno 2020, ormai siamo quindi al 4º anno, ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per razionalizzare il proprio patrimonio immobiliare. O meglio, la Corte dei Conti non è proprietaria del proprio patrimonio immobiliare, cioè degli immobili che occupa. Questi sono di proprietà del demanio, quindi dello Stato, e vengono dati in uso perpetuo, in concessione governativa perpetua alla Corte dei Conti. La Corte però ha ottenuto questo finanziamento straordinario di circa quasi 120 milioni di euro per eliminare affitti passivi che va pagando, per accorpare le sedi, razionalizzare le sedi e nel tempo quindi consentire allo Stato innanzitutto di riappropriarsi della proprietà degli immobili che le amministrazioni in
in questo caso nella specie la Corte dei Conti utilizza, e quindi noi partecipiamo all'acquisto di un immobile quali finanziatori dell'operazione, ma il bene viene registrato, trascritto in capo al demanio dello Stato, quindi allo Stato, e poi dato automaticamente, immediatamente dopo, in uso governativo perpetuo alla Corte dei Conti. La Corte sta utilizzando questa occasione non soltanto per fare un'opera di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, continuo a utilizzare la parola proprio anche se impropriamente, ma per capirci, non soltanto per risparmiare su affitti passivi, su utenze, per accorpare le sedi, in cui voi sapete che la Corte ha varie anime, c'è la funzione del controllo, che quindi vede una sezione di controllo, poi ha la funzione giurisdizionale, che si sdoppia a sua volta in due ulteriori funzioni, che sono la procura e la sezione giurisdizionale, e quindi ognuna delle quali necessita di spazi, occupa persone, impiega persone e quindi necessita di tutte le strutture immobiliari e funzionali che necessarie a svolgere il proprio ministero. Ma sta cogliendo l'occasione per come posso dire, per partecipare ad un'opera di rigenerazione, di riqualificazione anche dei centri storici, e non soltanto dei centri storici. Mi spiego meglio: un po' per la collocazione costituzionale e istituzionale della Corte, il prestigio di un organo di rilevanza costituzionale quale organo supremo di controllo del nostro ordinamento, un po' per questioni di funzionalità. Essere al centro di una città è meglio ed è più facile, è più facilmente raggiungibile che non una periferia. La Corte sta cercando di trovare soluzioni nel centro nei capoluoghi di regione dove ha sede, all'interno dei centri storici. Operazione che si colloca anche nell'ambito di un progetto di riqualificazione, forse non è la parola più corretta, di riurbanizzazione, direi così, mi verrebbe da dire, o di nuova rivitalizzazione dei centri storici. La Corte si è posta il problema di collaborare in qualche modo, anch'essa nel proprio piccolo, a far sì che i centri storici non si spoglino, non vengano abbandonati da quelle che sono le funzioni per le quali sono nati, quali centri di aggregazione delle persone, e non diventino, come invece sta purtroppo succedendo negli ultimi tempi, delle sorte di Disneyland, di mega villaggi turistici, in cui gli immobili vengono occupati soltanto da strutture alberghiere, turistiche o di servizi per turisti, e la residenzialità, i cittadini e anche gli uffici e le strutture di supporto si spostino nelle periferie, abbandonando quindi i centri storici ad una sorta di degrado poi alla fin fine. Ed ecco che in questa operazione si colloca l'operazione Venezia, dove la Corte dei Conti, come forse sapete, è titolare di un immobile di grandissimo prestigio, il Palazzo dei Camerlenghi, dove hanno sede la sezione del controllo e la sezione, giurisdizionale e la procura regionale, un palazzo di una bellezza straordinaria, quella che era la sede dei magistrati dell'erario della Repubblica Veneziana, ma che è una sede inadeguata a quelle che sono le necessità della Corte attuale. Per spazi è un palazzo bellissimo, ma con stanze molto grandi, ma poche stanze, e in ogni caso anche nella loro pochezza inadeguate al numero di dipendenti che necessitano gli uffici. Dall'altro lato poi abbiamo la sezione del controllo della Corte dei Conti, che invece è collocata in Campo Sant'Angelo, in un'altra sede, che invece è una sede che necessiterebbe di importanti lavori di riqualificazione. Proprio approfittando della
del finanziamento straordinario che ci è stato concesso dal Ministero dell'Economia, abbiamo pensato di anche a Venezia, cosa non semplice, di riunire le due sedi, quantomeno avvicinarle, ed ecco che è nata l'operazione della nuova sede, cioè abbiamo individuato come possibile nuova sede l'attuale sede del Tribunale, che come tutti sapete si sposterà in Piazzale Roma, dove è in corso di realizzazione la nuova cittadella giudiziaria. L'Agenzia del Demanio è nato un'interlocuzione con l'Agenzia del Demanio e con il Provveditorato Generale dello Stato, e quindi siamo riusciti a trovare un accordo per il quale, alla uscita prevista per la fine di quest'anno, del 2024, del Tribunale ordinario da Fabbriche Vecchie, che è una parte del complesso del Tribunale, come sapete, è costituito da due ale, denominate una Fabbriche Vecchie e l'altra Fabbriche Nuove, la Corte dei Conti andrà ad occupare quella sede. Non è soltanto Venezia il posto, una sede che verrà, perdonatemi, riqualificata, riammodernata, sia all'interno naturalmente per renderla funzionale a quelle che sono le esigenze istituzionali, ma sia anche rimodernata e compatibilmente naturalmente con quelle che sono le esigenze di salvaguardia di un edificio cinquecentesco, e quindi in collaborazione con la soprintendenza, ristrutturata e restaurata. Non è soltanto Venezia il luogo dove stiamo facendo questa operazione. Come vi dicevo, io mi recherò il 19, quindi quando voi sentirete questa mia registrazione, io sarò a Torino, dove si inaugura l'anno giudiziario di Torino. Perché vado a Torino proprio? Perché è importante che io vada a Torino? Perché a Torino abbiamo fatto un'operazione analoga. Torino, la sede della Corte dei Conti, era in un palazzo piuttosto periferico, molto degradato, peraltro di proprietà privata, dove pagavamo un affitto importante. Abbiamo deciso di lasciare quella sede e abbiamo trovato un'altra collocazione, in questo caso acquistando l'immobile, quindi non finanziando l'acquisto dell'immobile, un'operazione immobiliare molto importante, quella che era fino a qualche giorno fa, diciamo fino alla fine di dicembre, la sede della regione del Piemonte. Il Palazzo della Regione Piemonte, situato in Piazza Castello, di fronte al Palazzo Reale, anzi di lato al Palazzo Reale, di fronte a quella che è il Palazzo Madama, quindi nel pieno centro storico della città. Un'operazione immobiliare importante, un cospicuo investimento che ha fatto lo Stato, un palazzo che verrà totalmente ristrutturato, un palazzo però in condizioni di essere abitato, diciamo così, da subito, quindi verrà ristrutturato per piani, e anche qui la scelta è stata quella di ricollocare la Corte dei Conti al centro della città, al centro di quella che è la vita quotidiana, in modo che una città come Torino, che anch'essa sta cambiando pelle, perché da vecchia città industriale si sta trasformando, come è giusto che sia per la bellezza della città, in una città d'arte, ma che si sta anche snaturando però, perché sta diventando una città turistica, e come tale quindi la gente abbandona la città, preferisce spostarsi in periferia, dove peraltro i prezzi sono più bassi, e affittare le case ad Airbnb. Ad uso turistico. Noi stiamo facendo l'esatto contrario, cerchiamo di riportare le persone all'interno della città. Stessa operazione abbiamo fatto a Perugia, con l'acquisizione di un palazzo attualmente in corso di ristrutturazione, che è un palazzo bellissimo nel pieno centro storico di Perugia, che è il Palazzo Monaldi. Stessa operazione stiamo cercando di fare a Campobasso, analogamente a Palermo, allo stesso a Catanzaro, Genova. Stiamo cercando una sede adeguata alle esigenze della Corte in pieno centro storico, ma Genova ha spazi angusti e stiamo avendo difficoltà a trovare una sede adeguata. Questo per farvi capire che la Corte si sta muovendo, questa politica la sta perseguendo veramente su tutto il territorio nazionale, in tutte quelle circostanze nelle quali necessita di allargare la sede attualmente utilizzata, oppure di trovare una nuova sede per i propri uffici. Non ci stiamo limitando soltanto alla periferia, ai centri storici. In realtà
In una occasione, e questo nella città di Roma, stiamo pensando anche nell'ambito di quello che è l'Agenda 2030 sulla rigenerazione urbanistica, stiamo cercando di fare questa operazione anche nelle periferie. E la Corte ha in proprietà, sempre il demanio ha in proprietà, ma in uso, un immobile, un capannone, chiamiamolo così, molto grande, molto imponente, utilizzato fino ad oggi esclusivamente per quale deposito cartaceo, chilometri e chilometri di corridoi di archivi. Stiamo facendo un'operazione di dematerializzazione di questo archivio cartaceo, salvaguardandone naturalmente tutta la parte che ha una importanza storica, artistica e quant'altro. Ci sono documenti di importanza soprattutto storica, di rilievo, perché alla Corte arrivavano i decreti anche reali di registrazione, che quindi hanno segnato fasi importanti della storia dall'Unità d'Italia ad oggi, e che vanno naturalmente quindi salvaguardati. Ma una volta fatta questa operazione di razionalizzazione del patrimonio cartaceo, diciamo così, dematerializzata tutto ciò che è possibile dematerializzare, naturalmente la portata di tutto questo materiale, il grosso di questo materiale necessiterà di uno spazio molto più ridotto. E allora abbiamo pensato di trasformare questo immobile in un immobile multifunzionale. Da una parte archivio, un'altra parte, la parte interrata, un deposito ad uso del provveditorato della Corte, ma una gran parte di questo immobile sale convegni e sale concorsi. Perché sale convegni e sale concorsi? Comincio da quest'ultima. Una sale concorsi perché a Roma non esiste più, e considerate che Roma è la sede dove si tengono la maggior parte dei concorsi pubblici delle pubbliche amministrazioni, non esiste un luogo, se non due, dove fare attualmente concorsi pubblici. Due luoghi uno di proprietà misto pubblico-privata, la Fiera di Roma, l'altro di proprietà esclusivamente privata. Noi ogni volta che andiamo a fare un concorso in magistratura ci serve un'intera settimana di affitto di aule e di questi spazi, e spendiamo centinaia di migliaia di euro. Abbiamo pensato di farcele in proprio, o meglio di fare delle sale concorsi da mettere a disposizione sia per i concorsi della Corte dei Conti, ma poi da mettere a disposizione di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Questa è un'operazione di riqualificazione di un edificio che è situato in una periferia, dove però abbiamo deciso di riqualificarlo in toto, anche nella parte esterna, quindi in modo da offrire alla cittadinanza un esempio di qualcosa di bello anche dal punto di vista architettonico. Tutto questo ho dimenticato quando ho elencato l'operazione di Bologna, dove anche lì abbiamo recuperato quello che era un edificio ex militare, peraltro in parte vincolato, bellissimo, una palazzina Liberty, in parte invece da demolire e ricostruire, dove pure stiamo cercando di fare un'operazione che si inserisce in questo discorso di riqualificazione urbanistica. Tutto questo è complesso perché oggi come oggi tutto rema contro. Vi faccio un esempio: la Fabbrica Vecchia è stata costruita dal 1520 al 1522, 2 anni in pieno rinascimento, cioè in un periodo in cui non esistevano i trapani, non esistevano gli elevatori elettrici, non esistevano le gru, dove i mattoni arrivavano con le feluche a vela lungo il Canal Grande. Ebbene, oggi, parlando con i tecnici, mi hanno detto che ci vogliono 2 anni solo per la progettazione, solo per le conferenze di servizi, perché progettazione significa confronto con provveditorato, con altre amministrazioni, con stakeholders vari e quant'altro. 2 anni di sola progettazione. Poi ci vogliono i tempi di gara, poi ci sono i tempi di realizzazione e le eventuali imprevisti che possono capitare, sospensioni e quant'altro. Voi capite che
sicuramente oggi chiudere un'operazione di riqualificazione anche di un edificio esistente è un'operazione complessa. Qualcosa sicuramente nel nostro sistema dobbiamo rivedere, dobbiamo ripensare nelle procedure, nella semplificazione delle procedure stesse, nel dialogo tra i soggetti e i vari soggetti coinvolti in queste operazioni. Chiudo con un auspicio. Naturalmente la Corte è poca cosa, è un palazzo qua, un palazzo là, un palazzo là. Naturalmente un'opera di vera reingegnerizzazione urbanistica, di vera riqualificazione dei centri storici, di recupero dei centri storici non può che passare per una politica di riqualificazione, di riurbanizzazione dei centri storici. Questa politica per riportare le persone a vivere il centro storico e non farle diventare, come ho detto prima, delle Disneyland, naturalmente è compito della politica. Ma in questo senso la politica quindi dovrebbe mettere in campo forse degli strumenti molto più ampi. Pensare per esempio, io immagino a delle operazioni di incentivazione a ritornare, anche economica, a ritornare a vivere nei centri storici, quindi magari con delle agevolazioni di natura fiscale, cioè far sì che non sia sempre solo conveniente andare a vivere in periferia con tutto ciò che poi la periferia comporta, cioè vivere il centro di una città e vivere il centro di una città, e nello stesso tempo far sì che quindi sia conveniente tornare a vivere nelle città e sia un po' meno conveniente affittare ad uso esclusivamente turistico gli immobili. Io spero di aver reso il mio contributo, veramente da invasore di un campo altrui in questo caso, e spero di aver raccontato quello che stiamo facendo e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e mi scuso ancora per non essere lì con voi di persona. Una buona giornata e buoni lavori a tutti. Arrivederci. Laura Fregolent è professoressa di urbanistica allo UAV, da molti anni si occupa di questioni di casa sia nella sua attività di ricerca che nell'attività didattica e dirigendo una serie di gruppi di laboratori di studenti sulla questione la casa pubblica a Venezia, consistenza e potenzialità. Laura. Grazie a Donatella Calabi e grazie, buongiorno, buonasera a tutti e grazie agli organizzatori di questo incontro. Riprendo alcune questioni che sono state in parte accennate dai relatori precedenti, concentrandomi però su un tema che è quello della casa pubblica, provando anche ad allargare un po' lo sguardo, questo anche rispetto a quello che mi è stato così chiesto di provare a mettere in fila, e quindi rispetto a questioni anche di prospettive e questioni di policy che possono essere utili all'interno di un contesto urbano come quello veneziano. Allora, la casa pubblica in Comune di Venezia è un patrimonio di grande rilievo, si attesta intorno alle 10.800 unità, parlo del Comune di Venezia, più o meno equamente distribuiti tra la città di Terraferma e la città lagunare, più o meno equamente distribuiti tra i due grandi proprietari e gestori di patrimonio pubblico che sono il Comune e l'Ater. Dico solo un altro dato per restituire, come dire, l'importanza che non è solo quantitativa di questo patrimonio. Se a scala nazionale la casa pubblica si attesta sul 4%, questo ce lo dice Federcasa, in città siamo intorno all'8%, cioè siamo assolutamente in linea con le grandi città metropolitane italiane. Ma il patrimonio pubblico di questa città non è solo quello residenziale, non è solo quello di Ater e Comune, ma abbiamo quote consistenti anche di altri enti pubblici, di ministeri, e un patrimonio demaniale anch'esso importante e rilevantissimo, spesso sottoutilizzato o non utilizzato.
Questo dal mio punto di vista è importante sottolinearlo perché è funzionale al ragionamento che voglio fare e perché ci dice che l'operatore pubblico ha diverse possibilità di intervento e di uso del suo patrimonio. Giustamente Ezio Michelli richiamava a un nuovo patto, richiamava anche a nuove strategie nelle quali gli operatori privati abbiano un ruolo importante, però in presenza di un operatore pubblico che abbia, come dire, capacità decisionali, ha il patrimonio da mettere a disposizione, ha la capacità di costruire le strategie per la città. Il tema casa, infatti, e non solo in questa città, è tornato, lo vediamo quasi quotidianamente, i quotidiani lo riportano, è tornato ad avere un ruolo di spicco. I costi in aumento degli affitti, l'acquisto di un'abitazione a fronte di un crescente costo della vita hanno esacerbato una crisi abitativa esistente che da anni colpisce moltissimo e in particolare i centri urbani e anche questa città, ma non solo. Poi condivido assolutamente lo spirito il quale Donatella Calabi ci invita, e cioè di guardare la parte construens di questa città e la parte vitale, però senza dimenticarci che qualche problema c'è e che sicuramente la casa è tra questi. Nel corso degli ultimi 30 anni il patrimonio abitativo pubblico è diminuito, non tanto in questa città ha retto abbastanza, non ci sono stati grandi fenomeni di svendita. Diciamo a scala nazionale molto diminuito a seguito di scelte politiche che hanno investito sempre meno sulla casa, con un allargamento di quella che viene considerata la fascia grigia, e così come dei soggetti vulnerabili a fronte di alloggi pubblici non sufficienti a coprire una domanda che è crescente. Se noi guardiamo, ad esempio nel caso di Venezia, i bandi per gli alloggi emanati lo scorso anno, ci accorgiamo di migliaia di domande tra terraferma e centro storico, con una capacità di risposta che è decisamente dell'ordine delle centinaia, non delle migliaia, no? Questo ci dice che c'è una domanda e che ci sono delle richieste. Ora faccio una considerazione più generale. La casa è un diritto. Gli Stati hanno l'obbligo, ai sensi di accordi, di patti, di dichiarazioni internazionali, di attuare il diritto ad alloggi economicamente accessibili, adeguati e degni, anche se tale diritto è spesso disatteso dalla maggior parte degli Stati europei. A varie riprese, parlo in questo caso dell'Italia, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che il diritto all'abitazione si configura, e cito testualmente, come un fondamentale diritto sociale, tendente ad essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività. E il Ministero ha il compito di stabilire un quadro di interventi e di regolazioni dei livelli minimi del servizio abitativo. Ora, stante queste premesse, come mai il problema è crescente e non viene, risolto? Le motivazioni sono diverse, sono articolate e non sono neanche omogeneamente distribuite all'interno del paese, perché le geometrie sono diverse, no? Però diciamo che in assenza di politiche abitative e con la competenza della casa che a partire dal 1998 viene decentralizzata alle regioni, e quindi la gestione del diritto alla casa passa alle regioni, ma senza le risorse sufficienti. Adesso abbiamo citato il PNRR a più riprese, no? E il PNRR sicuramente, se lo gestiremo bene, se sapremo spenderli bene quei soldi, è sicuramente una risorsa che non vedavamo giustamente ha citato il piano Marshall, no? Dal piano Vanoni.
Però sulla casa, ad esempio, il PNRR ha messo risorse molto più contenute, no? E che non tutte le città hanno saputo sfruttare. Decentramento però, quello messo in campo a partire dal 1998, che sicuramente è assolutamente, cioè, diciamo abbastanza condivisibile, proprio perché la gestione alla scala locale è, come dire, la gestione più corretta per le differenze, per le questioni che un po' sollecitavo prima. Ad oggi l'alloggio pubblico in Italia è di fatto residuale. Parliamo appunto di un 4% sul totale del patrimonio complessivo, gestito da enti diversi che ospitano circa 2,5 milioni di persone. Finanziare la gestione e la manutenzione di questo patrimonio senza un rinnovo stabile di fondi pubblici, perché poi l'assottigliamento è stato progressivo delle risorse di trasferimento agli enti locali, diventa veramente difficile per gli enti gestori farsi carico della manutenzione e della gestione di questo patrimonio, e quindi di conseguenza questo in molti casi ha aperto la strada a processi di svendita. Non si riesce a mantenere e quindi il patrimonio viene svenduto, con un impoverimento enorme da parte delle città in questo caso. Perché viene a mancare quella possibilità e quel capitale che riesce anche ad essere un capitale che un po' entra in tensione con il mercato, che altrimenti la fa esclusivamente da padrone. Una battuta sugli sfratti. Gli sfratti eseguiti in Italia nel 2022 sono 30.300, 41.800 i provvedimenti emessi e oltre 33.500 sono dovuti alla morosità degli affittuari, cioè stiamo parlando di morosità incolpevole, non sono in grado di pagare l'affitto. Oltre il 30% degli sfratti in Regione Veneto sono a Venezia. In provincia di Venezia lo scorso anno gli sfratti sono stati quasi 800 e Venezia è la quinta città in Italia per numero di sfratti. Ora, se osserviamo le questioni poste dalle mobilitazioni, perché noi abbiamo, come dire, il fenomeno, la questione è ritornata a seguito di una serie di azioni che si sono sviluppate nelle piazze, nelle città, che hanno visto soggetti diversi coinvolti, a partire dagli studenti, a scala nazionale questo, ma anche in questa città. E quali sono le rivendicazioni che vengono portate avanti, diciamo, da questi movimenti, da queste mobilitazioni per il diritto alla casa? Mi pare che 3 siano le osservazioni principali da fare. La mancata regolazione degli affitti brevi e la revisione della normativa dei contratti ad uso transitorio, questa è una delle grandi rivendicazioni che viene portata avanti. La speculazione, purtroppo, di affitti per studenti e costruzione di studentati a scopo turistico, ho già finito il tempo, e la tacita connivenza tra politica pubblica e interessi privati, che agevola investimenti e profitti privati attraverso fondi finanziari nazionali e internazionali sulla residenza. Questo possiamo, come dire, farlo più o meno nostro all'interno di questa città, però questo è un tema e le mobilitazioni ci sollecitano in questo senso, ci dicono attenzione, lì c'è un problema, lì state attenti, lo dicono all'operatore pubblico. Quindi a rischio, oltre al diritto alla casa, vi è la sopravvivenza veramente dell'organismo vivente che è la città di Venezia, ma non solo. Faccio solo un'ultima battuta, 2 minuti avrò, un'ultima battuta, 1,5. Allora, le politiche hanno grande spazio e grande possibilità, io credo proprio a partire
da questo immenso patrimonio pubblico che noi abbiamo. La collaborazione tra soggetti diversi, la casa non va guardata solo e soltanto rispetto alla questione casa in senso stretto, bisogna spostare il punto di osservazione dalla casa al sistema dell'abitare e bisogna anche fare quella cosa che dicevi tu, Ezio, cioè i diversi soggetti che lavorano sul tema casa devono parlarsi di più, devono costruire delle strategie e delle risposte, delle sperimentazioni anche, perché noi dobbiamo, come dire, rispondere anche ad una domanda che è estremamente mutata e che continua a mutare rispetto a quelle che sono le diverse categorie sociali che esprimono una domanda abitativa. Quindi sicuramente, e qui ricito il mio collega ed amico, la casa non è l'unica cosa, abbiamo anche un tema di lavoro, di opportunità da offrire, ma se non partiamo dalla casa saremo morti. Grazie. Grazie, mi dispiace di averti fatto fretta, ma la parola ad Anna Muzzacchi, che alcuni di voi conoscono, credo. È stata abbastanza a lungo, non mi ricordo il numero di anni, presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia, adesso è membro dell'Ordine Nazionale degli Architetti e la sua relazione riguarda di nuovo un problema di casa, ma esattamente come i precedenti, tutto sommato, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato. È possibile parlare di partenariato pubblico-privato per le case pubbliche? E con un punto di domanda finale. Grazie Donatella, grazie a chi mi ha preceduto perché ha introdotto tanti temi ai quali mi riallaccio sostanzialmente. Io credo che per parlare di casa e di residenza in una città come Venezia sia necessario partire dal lavoro e non partire dalla casa. Io credo che una città debba vedere convivere casa, lavoro e servizi. Parliamo in questo momento, tutti parlano di rigenerazione urbana, uno dei modelli che viene molto discusso è il modello della prossimità, la famosa città dei 15 minuti. Venezia, i centri storici sono una città dei 15 minuti, sono dei modelli che vanno rinnovati, vanno attualizzati, ma sostanzialmente il modello è quello. Se noi non abbiamo gli esempi che ci hanno portato l'azienda sanitaria e anche la Corte dei Conti, partono da riportare lavoro nei centri storici e riportando lavoro si ricrea il tema, si riporta popolazione che deve avere poi una risposta sul tema della casa. Io credo quindi che casa, lavoro e servizi siano un unico tema per la vitalità della città. I centri storici sono un modello anche per le periferie e per le città moderne. In questo senso credo che una premessa, il limite delle risorse. Venezia ha il limite delle risorse, è un'isola. Quindi le case che abbiamo sono una risorsa. Il limite delle risorse ce l'abbiamo in senso più ampio, ovviamente, la mia è una battuta, però parlando di Venezia e volendo discutere del problema della casa a Venezia, la risorsa è limitata, quindi dobbiamo porci il problema di valorizzare quello che abbiamo. Abbiamo appena sentito che le case pubbliche sono tantissime, sono di vari, il Comune ne ha molte, abbiamo anche un sistema che è stato gestito per anni dalle CAIRE, per esempio, proprietà pubblica e soldo privato che veniva messo per il recupero. Sono modelli che sono andati in crisi, però forse sono andati in crisi per una dimensione molto di unità singola che veniva affrontata. Adesso rientro un po' nel tema e vedo di farmi capire meglio. Un altro, quindi,
Il patrimonio pubblico esistente deve essere affrontato non tanto solo in tema di manutenzione, perché la manutenzione, cambiare la caldaia o rifare gli intonaci non è sufficiente per prolungare la vita degli edifici. La vita degli edifici, l'attualizzazione, la valorizzazione degli edifici in una chiave non solo di risposta numerica, ma di risposta intergenerazionale, deve guardare al futuro. Dobbiamo allungare la vita degli edifici, renderli adattati ad un modello abitabile e sostenibile. Io credo che l'edilizia tradizionale rispetto all'edilizia moderna abbia delle potenzialità enormi da poter sfruttare, ha una ricchezza anche dal punto di vista energetico molto più ampia di quello che può essere l'architettura del secondo dopoguerra. Quindi noi abbiamo una ricchezza e dobbiamo conoscerla, saperla conoscere, saperla analizzare per poterla usare in modo adeguato. Venezia è questo sostanzialmente, la casa pubblica a Venezia è questo. Un altro elemento, un'altra premessa è che ovviamente io dico la manutenzione non è sufficiente, però è chiaro che l'ente pubblico, avendo un grande patrimonio, può arrivare con le sue finanze solo a fare una semplice manutenzione, cambia la caldaia, cambia gli infissi, fa gli intonaci, spende positivamente un sacco di soldi, rimette ad abitare della gente, ma rimette ad abitare la fascia a reddito più basso, la fascia assistita. C'è oggi un impoverimento della classe media, c'è un problema di giovani, c'è anche in Europa una propensione all'affitto, perché la classe media, l'impoverimento della classe media non dà alla classe media la capacità all'acquisto. Quindi io credo che queste due premesse, il limite delle risorse, però un'abbondanza di risorse, la necessità di rivalorizzarle e la necessità anche di aiutare la finanza pubblica per poter allungare la vita del nostro patrimonio, possano portare a studiare anche una forma dei nuovi modelli sul ruolo dell'ente pubblico. Il partenariato pubblico-privato probabilmente è uno di questi modelli. Già il governo, nell'affrontare, dalle notizie che ho io, nell'affrontare il nuovo piano casa, sta orientandosi verso il partenariato pubblico-privato. Non è il modello che io voglio proporre su Venezia, perché Venezia ha un ambito molto particolare, però già si parla a livello governativo di, per esempio, l'invenduto dei privati, la disponibilità dei privati ad investire su patrimonio per il riuso di aree dismesse, cioè parliamo di pezzi di città che non sono paragonabili a Venezia, pezzi di città novecentesche. Però è chiaro che anche la finanza pubblica sta affrontando il tema di come costruire dei modelli in cui ci sia il contributo e la partecipazione della finanza privata disponibile ad investire a tempi più lunghi e non al ritorno immediato. Questo è, da quelle informazioni e da come ho partecipato ad alcune riunioni romane, è un po' la tendenza, ma questo io credo che il discorso su Venezia abbia invece la necessità di un modello molto più vicino a noi e molto più semplificato. Io in passato ho lavorato, quando si usavano le aree PEP, ho lavorato per gli uffici tecnici delle cooperative. Avevamo l'edilizia convenzionata. Non ripetiamo lo stesso modello, però io credo che ci possano essere un modello di lavoro comune fra proprietà pubblica e uso della risorsa privata, per cui rivolgendosi al terzo settore, rivolgendosi alle cooperative, rivolgendosi ad altri soggetti,
si possano individuare dei progetti unitari, non unità per unità, perché io non salvo il patrimonio se restauro un appartamento e poi dopo ne restauro un altro con progetti diversificati, ma con progetti unitari affidati a soggetti che senza fini di lucro, ma comunque con un loro ritorno economico, possa essere affidata la progettazione di edifici o pezzi di tessuto urbano utilizzando la disponibilità economica del cittadino, che poi ci può andare ad abitare e avrà un affitto agevolato a recupero, un affitto a tempi lunghi a recupero del suo investimento. Io credo che modelli di questo tipo possano portare ad un progetto di rigenerazione vera del fabbricato che porta a un risanamento vero e a un prolungamento della vita del fabbricato. Quindi cosa ci guadagna il pubblico? Che mantiene il patrimonio e lo trasmette alle generazioni future, cioè si mantiene una ricchezza pubblica e un interesse pubblico in questo senso. Che cosa ci guadagna il privato? Che ha accesso a delle abitazioni che non può permettersi di comprare, ma investe, fa un suo investimento e dà un ritorno a tempi lunghi, godendo di un patrimonio risanato e adeguato e reso anche sostenibile nei nuovi modelli abitativi che la stessa Europa, la direttiva Case Green, ci pone, perché poi è vero che per adesso i centri storici saranno esonerati, ma prima o poi degli investimenti anche il privato di riadattamento deve farli. Quindi se c'è un modello che può funzionare, io credo che l'intervento pubblico, la proprietà, interesse pubblico, la valorizzazione del patrimonio e l'allungamento della vita del patrimonio. Interesse privato, abitare, vivere in una città con un affitto agevolato che non erode il suo guadagno e il suo stipendio, ma che è adeguato poi a potergli fare una vita consapevole e agiata in un contesto di centro storico dove lavora e dove altrimenti non può permettersi di vivere. Io credo che una proposta di questo tipo possa essere affrontata e che ritrovi interesse sia dei cittadini. Certo, deve essere governata. Non so, il modello cooperativo non è, ma ci sono altri modelli. Io credo che un modello affidato al terzo settore, non speculativo, possa essere, o anche investitori privati, o in una riunione proprio sul piano casa ho sentito la disponibilità anche di investimenti e di investitori privati a pensare a un recupero dell'investimento a tempi lunghi, perché si sono resi conto che il tema della casa va affrontato con modelli diversi e con tempi diversi. Io credo che per Venezia un modello di affitto convenzionato, utilizzando e guidando e gestendo saggiamente la risorsa privata con la partecipazione dei cittadini, quindi diventano dei modelli partecipativi, credo che possa essere un modello che trova interesse per il ripopolamento di questa, per far tornare una classe media che in realtà in questa città lavora ma che non può più permettersi di vivere. Grazie. Grazie. Molte grazie Anna. La parola a Roberto D'Agostino, che credo che in questa sala tutti conoscano, urbanista, ha fatto fin dall'inizio parte del gruppo di lavoro dell'Ateneo Veneto, quindi ha seguito le varie tappe. A un certo momento ho seguito un po' meno, ma insomma sicuramente conosce questa città come le sue tasche e il suo tema è Abitare Venezia, le soluzioni possibili. Sì, il tema che mi sono preso, che mi è stato dato, è un tema che logicamente apparirebbe di impossibile declinazione. Se noi vediamo da quanto tempo parliamo del fatto che Venezia perde abitanti e di come si può affrontare questo problema,
sono diciamo una trentina d'anni che parliamo di queste cose e siamo arrivati oggi ad avere 50.000 abitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questi 30 anni siamo passati da un fallimento all'altro, che il problema non abbiamo saputo, la città non ha saputo affrontare. Se no, col dibattito che c'è stato e come c'è anche intorno a questo tavolo sul tema di come fare ad abitare Venezia, qualche soluzione sarebbe potuta trovare. Devo dire che nel corso di questi anni io ho una storia lunga e quindi mi rifaccio a storie lontane. Per esempio nella prima giunta a Cacciari si parlava di fare 1000 alloggi per Venezia, perché c'era il problema che a Venezia c'erano alcune centinaia di famiglie che abitavano negli alberghi a spese del comune perché erano famiglie sfrattate. Utilizzando delle procedure, cioè sapendo come utilizzare delle procedure finanziarie e così via, questi 1000 alloggi sono stati realizzati. Alla fine del mandato amministrativo non c'era più nessuna famiglia ospitata negli alberghi. Vuol dire che i problemi possono essere anche visti e affrontati se si sa come fare. Va detto peraltro che da allora la situazione è profondamente cambiata ed è profondamente peggiorata dal punto di vista delle condizioni reali, che noi dobbiamo sapere vedere con esattezza, dobbiamo sapere analizzare se vogliamo poi trovare delle soluzioni, perché anche a me piacerebbe parlare molto di strategie, di largo respiro, eccetera, eccetera, ma adesso sono obbligata a dire quali sono le soluzioni possibili, quindi dare qualche numero e qualche cosa, ma per fare questo dobbiamo capire qual è il problema che dobbiamo affrontare nella sua reale essenza. Bene, dall'epoca che ho citato, dei 30 anni fa, quando il professore Indovina, che tutti anche qui conoscono, raffinato, studioso della materia della residenza e così via, diceva che il numero corretto e desiderabile di abitanti a Venezia era 100.000 abitanti. Parlo esattamente di 30 anni fa. Bene, da allora, come ho detto, le cose sono profondamente cambiate. Qual è stato il motivo vero di questo cambiamento? Il motivo vero si vede in pochi numeri. All'epoca dell'Acqua Granda, nel 66, si parlava di 3 milioni di turisti a Venezia. 30 anni fa, quando si parlava dei 1000 alloggi per rispondere agli sfratti, alle centinaia di famiglie, c'erano tra i 7 e 8 milioni di turisti. Siamo passati a 10, a 15, a 20, a 25, a 30 e oltre 30. Quindi è un assoluto tsunami che si è abbattuto sulla città. È uno tsunami che ha reso in qualche modo impotenti gli amministratori, anche perché è stato uno tsunami come è lo tsunami che è arrivato assolutamente di colpo. Questo ha cambiato in modo radicale la struttura sociale e materiale della città. La città, diciamo così, se vogliamo fare una semplificazione, si è divisa in una parte che è quella che noi rappresentiamo, che è stata anche richiamata qui, che è la parte della cultura, della rappresentazione culturale, della comunicazione e così via, che vive una sua vita. E poi c'è un'altra parte che coinvolge la gran parte degli abitanti superstiti a Venezia, che vive di rendita fondiaria, di ristorazione, di commercio di basso livello, con lavoratori pendolari dequalificati e precari, che hanno progressivamente espulso invece quella parte di città più legata a dei lavori complessi, come sono stati richiamati all'inizio. L'effetto più radicale, più vistoso di questa situazione si è riversata sul tema delle abitazioni. Il tema delle abitazioni è diventato non un tema, il problema delle abitazioni, semplicemente tutte le abitazioni utilizzabili, cioè il 98% delle abitazioni utilizzabili sono state sottratte dal mercato dell'affitto corrente e sono entrate nel mercato dell'affitto speculativo. Si è generato, diciamo, la forma estrema della mercificazione della città, in cui la città non solo è stata mercificata come immagine, ma è stata mercificata nei suoi stessi muri, nella sua stessa componente materiale. Molti anni fa un ministro di questa città
Gianni De Michelis parlava di giacimenti culturali, è stata criticata anche questa affermazione, ma è un'affermazione interessante. Peraltro parlava di giacimenti immateriali. Oggi noi vediamo che a Venezia e in alcune città storiche questa affermazione si è inverata. La città è diventata una miniera da cui viene estratto il valore dai muri della città stessa. Quindi il problema è come facciamo a recuperare la materia stessa del luogo in cui viviamo, che è stata completamente sottratta all'uso dei cittadini. È stato richiamato anche nell'intervento che mi ha preceduto, quando si parla di abitare Venezia bisogna parlare certamente di lavoro, di servizi, eccetera, eccetera. Allora, il lavoro o la casa, l'uovo o la gallina? Qui la soluzione logica è semplice. Se qualcuno vuole venire a vivere a Venezia perché ha un lavoro a Venezia, non può farlo perché non c'è il luogo dove risiedere. Quindi non c'è dubbio che il problema strutturale fondamentale per la città di Venezia sia quello di ricreare un mercato delle abitazioni in affitto, perché il mercato delle abitazioni in vendita c'è, ma come sappiamo e come è stato richiamato non è nella disponibilità di tutti potere, anzi è nella disponibilità di pochi, anche se i prezzi di Venezia stanno calando perché l'immagine di Venezia si sta deteriorando anche dal punto di vista della sua vivibilità, proprio per i fenomeni che ci sono, mentre i prezzi dell'affitto al contrario stanno continuamente crescendo. 50 metri quadrati in un affitto turistico fruttano 4.000 euro al mese, in un affitto corrente ne fruttano 400, e quindi è evidente che l'affitto corrente non esiste. Quindi, non essendoci più una possibilità di risiedere a Venezia, è inutile che parliamo di politiche sociali, di politiche del lavoro, che sono fondamentali, ovviamente non le voglio mettere in secondo piano, ma voglio semplicemente dire che non c'è nessuna politica possibile se non si risolve l'elemento strutturale di base, riconsegnare i muri della città a chi la città vuole vivere. L'altro giorno leggevo una cifra, le stanze per affittanze turistiche superano ormai il numero degli abitanti a Venezia. Una notazione: questo fenomeno sta colpendo anche Mestre, perché noi quando parliamo, soprattutto all'interno dell'Ateneo Veneto, parliamo della città storica, abbiamo parlato della città storica, ma città storica ormai è anche Mestre, e Mestre sta subendo gli stessi fenomeni. Bene, allora, è un problema affrontabile rigenerare un mercato dell'affitto a Venezia e dare una risposta a una domanda abitativa di chi, per esempio, i medici che sono stati richiamati, oppure tutti coloro che possono fare quei lavori anche nella cultura, eccetera, eccetera. È possibile affrontare? Io credo che sia possibile e facile, però naturalmente è possibile e facile se c'è chi lo fa, se si sa come, se c'è, ed è possibile e facile lavorando su due linee, oltre che sulla gestione del patrimonio che abbiamo, di 8.000 e così via. Ma questo lo metto come problema a parte, questo è talmente ovvio che se abbiamo 8.000 alloggi e che 2.000 sono vuoti, questo è colpa di chi gestisce questo patrimonio. Ecco. Ma le linee strategiche sono due. La prima è quella di regolare gli affitti turistici per rigenerare un mercato privato dell'affitto. La seconda è quella di realizzare delle abitazioni in social housing all'interno del patrimonio pubblico, che sono aree. Le abitazioni social housing sono quelle abitazioni che si rivolgono al ceto medio, quel ceto medio che ha delle risorse, ha una capacità di spesa, ma non ha la capacità di affrontare un mercato che in ogni caso, anche se si rigenerasse il mercato degli affitti, sarebbe sempre un mercato di un certo costo. Quindi da una parte rigenerare il mercato privato, dall'altra parte
costruire un'offerta pubblica di abitazioni social housing, non di abitazioni per gli sfrattati, di abitazioni per chi ha delle risorse, per i giovani lavoratori, eccetera, eccetera. Come possono avvenire queste due cose? Per rigenerare il mercato degli affitti si tratta di fare quello che si sta facendo in moltissime città d'Europa. L'esempio più noto è quello di Barcellona, che ha fatto una legge, la sindaca di Barcellona, l'Ada Colau, e l'ha lanciata dicendo non vogliamo finire come Venezia, è parso su tutti i giornali allora, e semplicemente facendo una norma che vincola la possibilità di mettere in affitto turistico la propria abitazione ad una licenza comunale, come si fa per i taxi, come si fa per gli ambulanti, come si fa per qualunque cosa. Una licenza, quindi le case possono essere affittate al di sotto di una certa temporalità, di 1 anno, 2 anni e così via, solo avendo una licenza comunale, ed è il comune che decide quanta parte del patrimonio residenziale cittadino può essere messo nel mercato turistico e quale non può essere messo. Naturalmente per fare questa cosa occorre farlo in modo da dare una certa articolazione, perché occorre fare un bando, occorre fare dei criteri di assegnazione che tengono conto di 2 cose, che ci sono gli affitti turistici vengono fatti in città. Non sto parlando del bed and breakfast, quelli veri, perché noi abbiamo dei bed and breakfast falsi, ma quelli veri è la vedova o il vedovo che ha 3 minuti? Non ve lo dico loro come si fa, lo tengo per me. No, comunque allora cerco di essere più rapido. Si tratta di dare dei criteri che dicano sostanzialmente questo. Le condizioni, il punteggio maggiore va a chi risiede a Venezia, poi a scalare a chi ha il numero di abitazioni, un certo numero di abitazioni, e a scalare a chi risiede fuori. Quindi i cittadini veneziani sarebbero sostanzialmente garantiti. Tutti coloro che hanno usato Venezia appunto come miniera per impassarsi di una parte della città per specularci, e sono molte migliaia in città questi tipi di proprietà, questi verrebbero sostanzialmente esclusi dalla possibilità di fare un affitto turistico. Queste migliaia di abitazioni si dovrebbero necessariamente riversare nel mercato dell'affitto normale, oppure verrebbero tolte dal mercato. Ma ora è possibile fare questa cosa? È possibile farlo in qualche settimana. Il cosiddetto emendamento Pellicani dà al comune la possibilità di fare un regolamento che vada in questa direzione. C'è questo emendamento e questa possibilità c'è a Venezia da oltre 2 anni, ma non viene, mi sembra, praticato. È possibile farlo ancora meglio attraverso un emendamento alla legge speciale, perché la legge speciale è tesa alla salvaguardia fisica e alla salvaguardia sociale della città, e nella salvaguardia sociale è evidenziata all'interno della legge il problema della residenzialità a Venezia. Oppure si potrebbe fare un combinato: in poche settimane si fa un regolamento che elimina e che rigenera un mercato degli affitti, e poi si costruisce la legge che consentirebbe poi di mettere anche altri provvedimenti, per esempio a chi affitta con dei periodi lunghi, quell'abitazione potrebbe essere tassata, avere il regime fiscale della prima casa. Passo subito alla seconda cosa in 2 parole: social housing. Social housing è una cosa che può essere fatta esclusivamente, qui contraddico un po' l'intervento che mi ha preceduto, può essere fatto esclusivamente dalla mano pubblica, perché il social housing vuol dire mettere sul mercato dell'affitto delle abitazioni che abbiano un affitto che deve essere il 50, il 60, il 40% inferiore all'affitto di mercato, se si vuole rispondere a quella fascia sociale di cui abbiamo detto. Ma per mantenere degli affitti a questo livello bisogna che la realizzazione o il recupero degli immobili non abbia l'onere del costo dei terreni o del costo dell'immobile, non abbia gli oneri
urbanistici o costruttivi che necessariamente l'intervento privato richiederebbe, e non abbia soprattutto un'aspettativa di rendita e non abbia il margine di rischio che i privati legittimamente sono obbligati. Stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, benissimo, sul privato. Ecco, come fare adesso tutta questa operazione, e qui chiudo, potrebbe essere fatta, poi non sto adesso perché mi piacerebbe descrivere gli effetti di un'operazione di questo genere, di patrimonializzazione, di arricchimento del comune, di mobilità sociale, eccetera, eccetera, ma l'affermazione che faccio è che tutta questa operazione potrebbe essere fatta a costo zero e attraverso un ciclo che non si interrompe mai. E vi faccio un conto molto semplice. Lo dico così, tanto per 60 metri quadrati, senza gli oneri di cui abbiamo parlato, possono costare 70.000 euro. Cassa depositi e prestiti, 30 anni. Il pubblico può accedere a finanziamenti di questa durata, vuol dire 3.000 euro all'anno, calcolando che nei 30 anni diventino 90, 3.000 euro all'anno vuol dire 250 euro al mese. Con 250 euro al mese di affitto si ristora il capitale e gli interessi. Quindi qualunque amministrazione potrebbe fare delle vaste politiche di social housing senza incidere minimamente nei propri bilanci e al contrario patrimonializzandosi, perché poi alla fine del periodo di restituzione poi diventerebbe anche un patrimonio. L'ultima battuta: a Venezia, centro storico, ci sono molte centinaia di appartamenti che potrebbero essere utilizzati da realizzare, utilizzati come social housing. Ce ne sono 400 e i progetti di queste trasformazioni corredati dai relativi piani finanziari sono nei cassetti del comune. Sono 400 a Sant'Elena, nell'ex CTV, sono 70 alla Celestia, 40 alla Sanguinetti, Veneziana Gas e molti altri immobili. Sono tutti lì pronti per essere. Ho sentito dei rumors, c'è molto che non seguo le vicende della città, diciamo, operative, che in questi luoghi si sta parlando di operatori internazionali che vogliono fare alloggi per ricchi pensionati che decidono di spostarsi dal loro paese per venire a vivere a Venezia, che è un posto attraente. Spero solo che siano dei rumors e che non corrispondano alla verità. Grazie. Vi ringrazio tutti e mi dispiace molto di aver cercato di accelerare i tempi, ma volevo, visto che si tratta dell'ultimo incontro per questo periodo, prima dell'estate, sapere se c'è qualcuno, e qualcuno me l'aveva già segnalato prima che cominciassimo, che vuole dire due parole. Sicuramente Marco, che mi aveva chiesto, e forse qualcuno, non lo so, che aveva fatto parte del gruppo di lavoro. Vuoi dire qualcosa? Perché no? Avvocato Trentinaglia o qualcun altro? Sì, adesso gli do la parola. Comunque abbiamo 10 minuti ancora e forse chi ha voglia è invitato a dire la sua. Rapidamente, prego. Vi ringrazio molto e approfitto per accennare a una questione molto interessante che si è aperta da pochi giorni e che si chiuderà alla fine di maggio, e si tratta della consultazione aperta dall'autorità portuale sul cosiddetto waterfront. Devo dire che quando mi propinano un termine inglese, quando c'è l'equivalente italiano, mi metto in difensiva, perché in questo caso le aree interessate di San Basilio, Santa Marta e parte del Molo Levante non sono neanche fronte d'acqua, io direi che sono il fronte della città, anzi della città futura che si può sviluppare lì dove fino a qualche tempo fa c'era porto, no? Aggiungo due particolari tecnici. Allora, nel codice della navigazione approvato in tempo di guerra dal re e imperatore, dal Bania e Etiopia,
c'è un articolo che prevede che quando nei porti cessano gli usi del mare, questo è il termine, quella gestione passa al demanio civile con provvedimento di un paio di ministri. Quindi significa che lì dove è cessato l'uso del mare, l'uso marittimo e tutti gli annessi, quell'area dovrebbe passare al demanio civile e poi magari federalismo demaniale agli enti locali perché se ne occupino. Altro particolare tecnico normativo, la pianificazione per i porti attualmente prevede uno strumento che è il DPSS, che è un documento di programmazione strategica che dovrebbe individuare tra l'altro le aree di interazione porto-città per le quali la competenza è, udite, del comune. La competenza di pianificazione su quelle aree una volta individuata è del comune, mentre noi adesso ci troviamo davanti all'autorità portuale che comincia le consultazioni per non è chiaro se un piano o un progetto, per decidere se sul canale della Scommensera fare alloggi per studenti piuttosto che case e che altro. Tutte cose che magari merita sicuramente cominciare a pensare a questi usi, ma forse vanno gestiti in altro modo, tanto più che, la faccio lunga, ho il dente un po' avvelenato, in contemporanea l'autorità portuale evita di mandare avanti il bando che gli è imposto il Parlamento per il porto in mare, quello è insabbiato, non se ne parla più, fa opere, fa gli interventi per gli ormeggi provvisori dentro laguna che comportano un scavo di canali, quindi opere non proprio provvisorie, tra cui una nuova isola di scarica in laguna. Quindi secondo me ce n'è di che. Mi permetto di interromperti solo per questa ragione, che era proprio uno dei temi che come gruppo di lavoro avevamo posto come necessario, e avevamo invitato il presidente o direttore, presidente, non so come si chiami, dell'autorità portuale proprio per parlare di questo. Speriamo di riprendere questi discorsi. Io credo che non possiamo risolverli qui, però forse c'è qualcun altro che vuole fare un breve intervento, poi dobbiamo chiudere perché il personale giustamente è qua da un sacco di tempo. Prego. Io ho solo una domanda per la professoressa Fregolent. Quando ha detto che Venezia mi pare abbia un tasso di sfratti che grosso modo, se ho ben capito, è il doppio della media nazionale di città della stessa dimensione, intendeva gli sfratti in assoluto, cioè comprendendo anche gli sfratti sul privato o solo quelli del pubblico? No, gli sfratti del privato. Gli sfratti in numeri dati dal Ministero. Quindi si dell'Interno. può pensare che sono sfratti preferiti a locazione per mettere in locazione turistica? Questo spiegherebbe la differenza. Sono sfratti, molti sono per appunto la morosità incolpevole. Questo è il dato, no? No, non è doppia degli altri. Venezia è al quinto posto in Italia per numero di sfratti. Posso? Approfitto della presenza Prego. per chiedere qualcosa di più sull'operazione Lido, che sicuramente è migliorativa rispetto alle questioni passate, però lascia un punto interrogativo: il monoblocco e la delocalizzazione dei servizi sanitari, che vorremmo magari capire un po' meglio, se fosse possibile, perché i servizi sanitari non sono l'università nuova privata al Lido, sono i servizi sanitari del monoblocco che dovrebbero andare a finire in un reparto non proprio. Intanto meglio una università privata che non un'università, e la facoltà di medicina a Venezia penso sia una novità assoluta e di una certa importanza visto la carenza di medici.
Secondo, ho avuto modo di dichiarare in commissione consigliare urbanistica e servizi sanitari che il monoblocco è lì fin tanto che non ci sarà una valutazione su una soluzione alternativa altrettanto efficace ed efficiente. Quindi in termini pragmatici non ci si sposta se non c'è altrettanta garanzia dei cittadini che quei servizi assolutamente, tant'è che sul Lido stiamo facendo degli investimenti, sono stati inseriti dei medici di medicina generale, un paio, ne arriveranno altri prossimamente in modo tale da fare la medicina di gruppo, e al Lido ci sarà prossimamente la prima casa della comunità di Venezia. Grazie. Auspico che i discorsi che abbiamo avviato possano essere ripresi e vi ringrazio.